Nella serata di sabato 16 dicembre l'amministrazione comunale di Taglio di Po ha voluto salutare tutti i ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2023. Sono 54 a Taglio di Po quelli che si affacciano all'età adulta ed una nutrita schiera è presente in Sala Europa per ascoltare gli interventi degli ospiti intrattenuti ed intervistati da Leandro Maggi. Il sindaco Laila Malangoni ha voluto consegnare loro un attestato ed una copia della Costituzione con il proposito che questa possa diventare un punto di riferimento per la loro vita da adulti. Nella prima parte sono intervenuti il comandante della stazione dei Carabinieri di Taglio di Po, il maresciallo capo Giuseppe Attisani, il comandante della Polizia Municipale Maurizio Finessi, il responsabile della Protezione Civile Ivano Domenicale, il presidente dell'Avis tagliorese Martino Ponzetto, la responsabile dell'ADMO, Associazione Donatori Midollo Osseo, Laura Ravara, e Martina Ballo, che ha portato la sua testimonianza di donatrice. La seconda parte con gli interventi di giovani che si sono distinti in paese. Nicola Veronese, ricercatore medico tra i primi 20 ricercatori a livello mondiale, Federico Finotti, che si è distinto per il tempestivo intervento nel salvare una vita durante una partita di calcio, e Matteo Toso, musicista ed insegnante di musica. Ascoltiamo le parole del sindaco Laila Malangoni. La festa che propongo, la festa alla quale invito, è quella che celebra la bellezza della vita e si assume la responsabilità di renderla bella, per sé e per gli altri. La politica e la passione per un lavoro o per lo studio sono le sfide più audaci e le occasioni più preziose. Studiate innanzitutto per voi, per quel bagaglio che si chiama sapere, che nessuno può togliervi. Poi seguite e realizzate i vostri sogni, qualsiasi essi siano. Qualcuno di voi penserà che Taglio di Po è un piccolo paese dove è difficile emergere, ma non è vero. La vita è vostra e solo voi siete responsabili del risultato. Buon compleanno, diciottenni 2023. Che la vita vi sorrida sempre e non dimenticate mai, siate educati, affidabili e soprattutto onesti. Grazie.